Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, che apriamo con un omicidio-suicidio in provincia di Messina. Un militare in pensione di 65 anni ha sparato alla moglie nella loro casa, che si trova in contrada di Acquasanta, a Gioia San Marea. L'uomo ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco alla donna di 61 anni e poi si è tolto la vita. Sono stati i vicini di casa che hanno avvisato i carabinieri, che sono giunti sul posto. È stato rilasciato con la condizione di libertà vigilata Gaspare Spatuzza, un ex membro della mafia di 59 anni che ha trascorso 26 anni in carcere e ai domiciliari. Da 2 settimane non è più sottoposto al vincolo della detenzione in casa, cui era stato sottoposto dal 2014. Per 5 anni dovrà osservare alcune prescrizioni, come non frequentare abitualmente pregiudicati o lasciare la provincia in cui vive senza autorizzazione. Spatuzza è stato arrestato nel 1997 ed è stato condannato all'ergastolo per alcune stragi. Dopo 11 anni di carcere ha deciso di parlare con i magistrati. E ci spostiamo a Siracusa. Un incidente sul lavoro si è verificato in cittadella, dove un operaio stava lavorando ed è precipitato da 5 metri di altezza. L'uomo si stava occupando dei lavori al soffitto di una struttura. La caduta dell'uomo sembrerebbe si sia verificata a causa del cornicione che si sarebbe sgretolato sotto i suoi piedi. E ancora un dramma in mare a largo delle coste di Lampedusa, dove nell'escursione un barchino con a bordo 42 migranti è naufragato in acque SAR italiane. Diversi gli stranieri portati al poliambulatorio perché in forte ipotermia. Ieri è stato raggiunto un record mai visto prima, con l'arrivo di 1869 stranieri all'hotspot, da dove nell'escursione sono stati trasferiti 750 ospiti. Al momento ci sono oltre 3.000 migranti. Questa era l'ultima notizia. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi.